Questa mattina abbiamo avuto un tavolo in prefettura dove abbiamo ufficializzato il piano di emergenza che era stato adottato ancora nella giornata di venerdì. Quindi oggi c'è un'ufficializzazione, con tutti gli enti sono intervenuti facendo presente qualche piccola osservazione, ma per la maggior parte per implementare con la cartografia questo piano. Quindi oggi è stato ufficializzato e direi positivamente, perché mi pare che le cose stanno andando in maniera positiva. Da venerdì, diciamo, le persone sono rientrate in casa, la strada è stata riaperta, l'attività ovviamente di emergenza in base a questo piano sarà un'attività prevalentemente di monitoraggio a vista, però è già prevista un'automazione del sistema, ad esempio semaforico, che proseguirà, che verrà realizzato poi successivamente nelle prossime settimane. Quanto accaduto ha in qualche modo inciso, sul turismo di Ferragosto a Cortina? Ma no, sul turismo direi proprio di no. Ovviamente rimane in noi, ovviamente nella parte residente ci ha toccato molto nel profondo, e ovviamente anche per quanto riguarda i danni sono rilevanti, perché la stima che poi è stata fatta si parla circa 17 milioni di euro, però per quanto riguarda il turismo Cortina in questo momento è al completo. C'è molta attività e da questo punto di vista la località non ne ha avuto nessun tipo di conseguenza.